Bene, allora cominciamo. Prima di tutto buongiorno a tutte e a tutti. Io sono molto felice di vedere tra l'altro una sala piena di persone che sono sia qui presenti in consiglio nei diversi ruoli politici e tecnici, ma anche e soprattutto diverse autrici di questo libro che oggi andiamo a presentare, di questa rivista che oggi andiamo a presentare, e non solo autrici, ma anche persone attiviste che negli anni, in passato e oggi, continuano a lavorare sul tema di cui oggi discutiamo, che è l'accesso non solo al servizio di cura, ma più che altro l'accesso a un servizio molto particolare e che troppo spesso viene messo a repentaglio, che è quello dei consultori. Ringrazio davvero quindi per la vostra presenza. Faccio una breve introduzione perché mi sembrava importante anche dire una cosa che prima discutevamo con gli autori che vedete qui con me. È la prima volta che Venetica viene presentato in Consiglio regionale, nonostante sia una rivista che è nata alla fine degli anni 80, quindi 40 anni fa, nell'84, e quindi sono molto contenta che oggi siamo arrivati, diciamo, qui, anche perché quello che nasce e quello che si vede all'interno di questo testo, un po' come messaggio, è una cosa a cui io tengo particolarmente, cioè l'idea che una mobilitazione dal basso, costruita nel corso degli anni, molto trasversale, sia riuscita poi a fare una cosa particolare, quella di convincere le istituzioni che una legge andava fatta e che soprattutto i consultori fossero un valore pubblico e fossero un presidio pubblico sui territori, fino ad arrivare ad una legge ormai abbastanza vecchia del 1975 che istituisce anche in questa regione appunto il tema e l'accesso ai consultori. Quindi oggi è un po' un onore essere qui, anche perché, discutevamo proprio prima, un anno fa presentavamo questa rivista a Padova, organizzata appunto dai curatori e le curatrici e le autrici, e dal palco di quella presentazione a Padova avevamo detto, boh, sarebbe bello, no, ospitare la presentazione in Consiglio regionale del Veneto, l'avevo proposto, non sapevo se ci saremmo riusciti, alla fine dopo un anno giusto, perché era il 24 ottobre, arriviamo a presentare oggi qui il volume, quindi sono molto contenta di avervi qui. Non mi dilungo troppo perché voglio lasciare davvero la parola agli autori e alle autrici e vorrei anche che il dibattito, mi piacerebbe, fosse aperto e orizzontale, però sicuramente quello che vorrei fare è invitare uno ad uno le consigliere con cui abbiamo organizzato questo momento, anche il consigliere Zanoni che è arrivato e che ovviamente mi piacerebbe anche insomma, potesse intervenire. Quindi una ad una, se vi va, mi piacerebbe portare appunto un vostro saluto in apertura. Quindi chi vuole venire di voi? Bene, spero mi si senta. Ringrazio Elena per lo stimolo di questo appuntamento e ovviamente chi ha contribuito a realizzare questo volume. Faccio solo due considerazioni veloci e mi scuso anche se non potrò partecipare a tutta la conferenza, ma siamo in prima commissione in corso, quindi le attività istituzionali ci richiamano ai nostri doveri. Però ci tenevo a condividere con voi due riflessioni che mi sono salite leggendo il lavoro che avete fatto, che parla di questioni molto politiche, ma anche molto di vita delle persone, quindi è un punto di vista molto soggettivo che produce empatia nella lettura e mi è piaciuto molto per questo. Le due cose su cui ho riflettuto e che pongo come oggetto della discussione di oggi sono queste. La prima: tutte le grandi conquiste che hanno riguardato le donne, lo diceva Elena nell'introduzione, sono partite dal basso con un movimento di condivisione. Quindi mi chiedevo se oggi noi stiamo vivendo una fase che può essere assimilabile a quella di allora. Da un certo punto di vista mi viene da dire di sì, perché oggettivamente la questione di genere, il ruolo delle donne dentro la società, la voce di chi chiede di avere non soltanto rappresentanza, ma anche il potere per poterla esercitare, quella rappresentanza, sembra sia oggettivamente al centro del dibattito pubblico, oggi più di qualche tempo fa. E quindi mi chiedo se abbiamo, come dire, il contesto storico e sociale per immaginare una nuova ondata di conquiste al femminile. Del resto, una serie di diseguaglianze
che hanno penalizzato le donne negli ultimi 40 anni, per stare sull'orizzonte temporale di Venetica, sono ormai diventate evidenti. Penso alle diseguaglianze sul mondo del lavoro, penso alle diseguaglianze nella divisione dei carichi di cura. Ci sono una serie di questioni su cui le donne si sono interrogate per anni che oggi, complice la pandemia ma non solo, sono oggettivamente nodi arrivati al pettine e nodi di cui la politica si sta occupando. Del resto, cos'altro non è se ciò che noi ormai siamo abituati a chiamare con un acronimo un po' asettico, il PNRR, ma in realtà nasce come un'intuizione europea che si chiama Next Generation EU, quindi un po' più romantica come nome, ma che tra le sue finalità principali dice esattamente che tutte quelle azioni andrebbero, o dovremmo dire avrebbero dovuto, essere declinate per un'emancipazione del ruolo della donna e dei giovani. Cioè il ruolo della donna dentro le società moderne, attraverso ad esempio i fondi del PNRR, del Next Generation EU, avrebbe dovuto essere osservato con gli occhi con il punto di vista delle donne. Sappiamo come questo non stia avvenendo più di tanto in questo paese, però era per segnalare che anche le istituzioni stanno raccogliendo questo cambiamento di vento, mettiamola così. Mi chiedevo se e come poter costruire le condizioni per cui questo, che ad oggi appare essere soltanto un dibattito pubblico, dell'opinione pubblica, piccola parentesi che mi permetto di fare, giuro l'unica polemica, diciamo che l'attività di questo governo non mi pare stia raccogliendo molto questo vento, però magari cambia idea pure il governo. Le notizie, le anticipazioni che abbiamo sulla legge di bilancio ci fanno capire che finisce male rispetto a questo tema. Mi chiedevo appunto se anche noi potremmo essere protagoniste. Oggi siamo in Consiglio regionale, ma c'è anche un unicum in questo Consiglio regionale, nel senso che c'è un numero, nella minoranza, un numero di donne consigliere superiore a quello dei maschi, e tutti i capigruppo di minoranza sono donne. C'è Elena, c'è Erika, c'è Cristina e ci sono io. È un dato politico, forse un po' casuale, ma sul quale insomma poter costruire forse un racconto della società che abbiamo in mente diverso. La seconda considerazione, cercherò di farla più rapidamente, è questa: quanto dobbiamo cambiare, secondo me tanto, la lettura che noi diamo del concetto di welfare al femminile da allora ad oggi. Perché c'è una questione che a me preoccupa moltissimo, e cioè che noi stiamo ragionando dentro una fase storica di grandi cambiamenti e che quindi ci imporrebbe di rivedere l'impianto, io penso, strutturale della nostra società, continuando però ad avanzare proposte guardate attraverso occhiali del secolo scorso. Cioè anche l'idea di welfare che noi ci siamo costruite in quegli anni, oggi io credo andrebbe rivisto, a partire per esempio dalla questione cruciale che è la divisione dei carichi di cura all'interno della famiglia. Cioè noi continuiamo a immaginare un welfare che funzioni esclusivamente come manleva delle fatiche delle donne, senza mai arrivare a mettere in discussione il principio per cui il dovere di cura è esclusivamente femminile. Ecco, io credo che noi, se dobbiamo davvero lanciare una provocazione in termini di emancipazione reale della società, dovremmo anche rimmaginare i servizi di welfare in un'ottica realmente egualitaria, mettendo in discussione quello che a mio giudizio è lo stereotipo più difficile da sradicare, e cioè che le donne devono farsi carico di tutto. E anche il meccanismo di welfare che noi proponiamo non può essere improntato esclusivamente ad evitare tutta sta fatica alle donne, sia in termini di lavoro che in termini di cura dei figli. Adesso sempre ci sono una serie di provvedimenti al vaglio del governo che agevolano le lavoratrici madri. Anche questo, se ci pensate, è un modo di dire dall'esterno cosa noi dobbiamo essere dentro la società e qual è l'unica funzione che veramente viene riconosciuta alle donne dentro la società. Io credo che sul piano, proprio perché solo quando i movimenti partono dal basso e quando, diciamo, coinvolgono o sono in grado di costruire un'alternativa, una lettura alternativa della società,
producono poi gli effetti che in questo volume sono raccontati, credo che noi intanto, per fare la nostra parte, dovremmo cominciare a ragionare in questi termini, e quindi avendo il coraggio di avanzare un'idea della funzione della donna dentro la società che vada oltre quella che ci hanno lasciato in eredità diciamo culture del secolo scorso. Quindi mi piace, come dire, chiudo così, partire da queste riflessioni, ricordare da dove siamo arrivate, la fatica che abbiamo fatto per arrivare qua, ma farci anche carico della responsabilità che oggi abbiamo, perché quella strada non è finita. I diritti da conquistare, sapete, sono una fisarmonica che si amplia ma poi tende anche a restringersi, e quanto dobbiamo ancora costruire perché il corpo torni davvero ad appartenerci ancora pienamente. Grazie. Grazie Elena, grazie a tutti gli intervenuti, grazie agli autori e anche al Consiglio regionale e all'Ufficio di Presidenza per aver organizzato questo importante evento. I temi che oggi trattiamo ci stanno particolarmente a cuore, essendo qui e poi soprattutto come donna. Sono temi che ci toccano dentro. In particolare in Venetica c'è un passaggio che riguarda anche la mia città di Chioggia, in cui le donne di Chioggia avevano avuto un ruolo eccezionale attorno alla fine degli anni 70, inizi anni 80, in cui addirittura queste donne, parte di queste del collettivo femminile, erano state addirittura processate per aver fatto irruzione all'interno del Consiglio Comunale, perché sostanzialmente si chiedeva che il consultorio, c'era in atto appunto la legge sui consultori a livello regionale, venisse gestito direttamente dalle donne stesse. In quel caso ci fu quindi uno scontro con la giunta conservatrice dell'epoca, le donne furono addirittura anche, mi pare, condannate dalla Corte di Appello e dovettero ricorrere in Corte di Cassazione, quindi all'ultimo grado della giustizia italiana, per vedere riconosciuto un loro diritto. Questo mi pare attorno all'80, perché la sentenza poi della Cassazione fu favorevole loro il 15 aprile dell'80, quindi un grande risultato ottenuto dalle donne della mia città per vedere riconosciuto sostanzialmente i loro diritti. E quindi a distanza di più di 40 anni oggi cosa si può dire? Che la situazione si pensava fosse cambiata, ma non è ancora del tutto così. Ha detto benissimo Vanessa prima, ci sono ancora delle zone d'ombra che vanno chiarite, ancora la strada è lunga verso l'uguaglianza totale dei diritti tra uomini e donne, ci sono ancora casi di gender gap evidenti, come quello del livello salariale che appartiene alle donne molto inferiore rispetto a quello degli uomini, la possibilità di far carriera delle donne, sappiamo tutti, è inferiore rispetto a quella dei colleghi maschi, e anche uno stereotipo che vede la donna come la cura del focolare, quindi insomma uno stereotipo di origine patriarcale che ha origini profonde nella nostra cultura, è sicuramente radicato e si fa fatica ancora ad oggi a sradicare questo concetto. Io spero sempre nelle nuove generazioni, perché ormai la donna non ha più questo nell'immaginario dei giovani non ha più questo legame profondo con la casa. La donna lavora, le giovani sono emancipate, studiano anche più degli uomini in molti casi, quindi insomma è necessario rivedere questi concetti e farli capire oggi a chi ci governa e ci amministra. Un'altra delle battaglie che ho portato avanti, e devo dire per fortuna con successo anche qui in Consiglio regionale, è stata la lunga battaglia sulle interruzioni volontarie di gravidanza. Avevo fatto una proposta il 25 ottobre del 2022 in quinta commissione, in cui fosse previsto all'interno delle valutazioni che si fanno ogni anno sui direttori generali delle ULSS la previsione di
diciamo, medici che non fossero obiettori di coscienza all'interno dei reparti che praticano l'interruzione volontaria di gravidanza. Sapete benissimo che il problema in Veneto è enorme, è notevole, perché circa il 70% di medici che operano sono obiettori, e quindi andava normato questo particolare aspetto. La Commissione poi ha fatto proprio questa previsione nel maggio 2023, e quindi è rientrata nella valutazione dei direttori generali la previsione appunto di medici non obiettori nei reparti di ginecologia e ostetricia per praticare l'interruzione volontaria di gravidanza alle donne che appunto non possono e non devono peregrinare per tutte le ULSS alla ricerca di un medico e un reparto che pratichi l'interruzione volontaria di gravidanza. Credo che questo sia un diritto della donna che, come viene poi tra l'altro scritto in legge, viene spesso calpestato nelle nostre strutture pubbliche. Oggi tra l'altro vado a depositare un progetto di legge in questo senso, per rendere strutturale questa previsione e non più legata a una valutazione annuale sui direttori delle ULSS, che appunto può variare annualmente, può essere modificata in commissione, e quindi rendere questa previsione, diciamo, da qui al prossimo futuro una previsione stabile, non più soggetta a variazioni. Questo è quello che mi sento di offrire oggi alla discussione. Complimenti ancora per il vostro lavoro e avanti sempre. Facciamo un passaggio di testimoni. Intanto ringrazio tutte voi e tutti voi per essere presenti qui oggi. Ringrazio voi tutti per consentirci di conoscere la storia dietro ad una battaglia politica di enorme valore, di enorme entità, e ringrazio Elena e le colleghe e i colleghi qui presenti proprio per consentirci di poter portare questa cultura all'interno di un'istituzione che in questi anni non ha testimoniato probabilmente la giusta sensibilità, la giusta competenza, la giusta conoscenza di questi servizi. E parto da un'esperienza molto personale, mi perdonerete, non aggiungo null'altro a quanto condivido e hanno detto prima di me le colleghe. Io soffro di una patologia che colpisce prevalentemente le donne, e in questi anni di attivismo, cioè di scoperta di un attivismo e della necessità di un attivismo personale, associazionistico e politico su questo tema, insieme alle persone con cui condivido questa strada abbiamo proprio analizzato come nel corso degli anni il fatto che fosse una patologia prevalentemente femminile abbia completamente impedito un'evoluzione scientifica, cioè sia stata ostacolata l'evoluzione scientifica e la ricerca, perché veniva banalizzato il dolore delle donne, banalizzata la necessità delle donne e derubricato quindi tutto quanto. A partire da questo, ecco, la condivisione che voglio farvi è questa, è che un grande ringraziamento è necessario e dovuto a tutti voi, a tutte voi che avete scritto questo libro, che avete combattuto, che avete raccontato le battaglie di questi anni, perché avete dato un via a un percorso di estrema importanza, e oggi noi abbiamo una responsabilità che è grande, noi inteso come ovviamente figure politiche, ma anche come generazioni nuove che si affacciano a iniziative e a strategie, alla creazione di connessioni tra parte tecnica e parte politica, perché dobbiamo davvero farci portatori di questo testimone, e portatori di un testimone che racconta e fa comprendere la distanza fra qualsiasi manifestazione politica che ci dice di tenere alla famiglia, di tenere alla figura femminile, con invece la necessità di riportarci a ciò che è realmente essenziale per garantire la serenità delle donne, la serenità dei contesti familiari, la serenità dell'evoluzione, della crescita dei bambini e degli adolescenti. E per cui il primo fattore su cui fare grande attività di educazione delle istituzioni ma anche della società è proprio quello di ricordarci quanto i consultori siano determinanti nella garanzia della salute psicofisica delle donne, delle coppie, dei bambini, degli adolescenti,
e siano essenziali per garantire che questi servizi non vengano monetizzati, non vengano tradotti in un'operazione di monetizzazione, di traduzione in un sistema di servizio sanitario e sociale a pagamento. Questo è l'aspetto su cui dobbiamo puntare in maniera decisa per riuscire a coinvolgere quanto più possibile forze, ma soprattutto singoli rappresentanti politici e finalmente poter condividere un percorso che non sia che non vada a banalizzare uno strumento di questo tipo proprio per l'empowerment femminile e l'empowerment dei giovani di cui prima appunto parlava la collega Camani. Io vi ringrazio infinitamente, non ho null'altro da aggiungere e non vedo l'ora insomma di ascoltarvi. Grazie mille. Bene, allora ringrazio le consigliere con cui abbiamo pensato e organizzato questo momento e poi ovviamente io vi introduco un po' nella scaletta perché ci sarà l'opportunità dal pubblico di intervenire. Appunto il collega Zanoni, ma anche le persone che sono presenti e che hanno contribuito a questo libro. Ma abbiamo un po' organizzato la giornata così. Io oggi lascerei la parola subito ai curatori, un po' per riuscire a rispondere alla domanda perché questa rivista, perché appunto le colleghe hanno raccontato varie sfaccettature di una battaglia che dobbiamo chiamare per nome, una lotta femminista, che negli anni è riuscita a portare diciamo, all'attenzione non solo della collettività ma anche delle istituzioni un tema e ha permesso alle istituzioni di normarlo. E allora Alfiero Boschiero, che è curatore della rivista, io vorrei porti questa domanda, ma prima di portela ti volevo anche enumerare alcuni dati, perché io penso che sia importante sempre cercare di inserire questo dibattito anche in un contesto in cui siamo, che sono dati tra l'altro che abbiamo raccolto grazie al supporto di tante delle donne che sono qui presenti con alcuni atti ispettivi. Cioè se noi in questa regione abbiamo delle questioni aperte è perché i dati ce lo raccontano. Cioè guardando ad esempio la media nazionale, noi siamo penultimi in questa regione rispetto all'accesso e ne abbiamo parlato molto nel dibattito padovano che abbiamo fatto ormai un anno fa. E anche la capacità attrattiva dei consultori familiari è al di sotto della media nazionale. Altro dato, e cito solo questo, è il fatto che noi abbiamo una copertura territoriale, tema che appunto anche le colleghe hanno citato ma a cui tengo particolarmente, cioè ci sono dei territori dove accedere a un consultorio è più facile e dei territori dove accedere a un consultorio è molto più difficile, quindi le disparità territoriali e l'accesso alle cure gratuito all'interno di un consultorio è più facile o più difficile a seconda di dove sei nata o nato. E questa è una delle questioni. Ultimo, le prestazioni dei consultori erogate, anche queste sono al di sotto della media nazionale, non perché ci siano poche prestazioni, ma perché si lega ai dati di cui che citavo prima, cioè c'è una scarsa capillarità e accesso a questo tipo di servizio, per cui è ovvio che anche le prestazioni non sono alla soglia, alla media dei numeri nazionali. Allora, se i dati dicono questo, oggi, qual è il ruolo che una rivista può avere? Ovviamente in questo testo ci sono tantissimi contributi che raccontano di un percorso di lungo periodo, che oggi però ci portano ad avere dei dati in questa regione che testimoniano la necessità di continuare una battaglia, cioè che questa rivista, come esce periodicamente, abbia bisogno di continuare ad uscire ancora per tanto tempo per sollevare un po' il dibattito su questi temi. Grazie Alfiero. Buongiorno a tutte, a tutti. È una gioia essere in questo luogo e stare con voi. E devo confessare anche un animo affranto, mi riferisco al mondo in fiamme. E fai una bella passeggiata per Venezia, ti accosti al Parlamento della Regione Veneto, sai che sei un luogo istituzionale democratico per eccellenza e ti trascini il dolore di quello che ci attraversa in questi giorni. Donne, quei volti che vedi, israeliane, ragazze rapite, uccise, donne arabe, i bimbi. È duro, il mondo è grande e terribile.
Comunque, allora, 2 o 3 cose da parte mia, velocemente. La risposta alle sollecitazioni che vengono da chi è intervenuto prima di me e da Elena in particolare, qualche accenno di risposta vediamo di darlo durante questa oretta che stiamo insieme. Il compito che mi sono preso io è questo, quello di dirvi, vediamo, 2 o 3 cose in modo molto asciutto. La prima è questa, Venetica. Dunque, perché una rivista viva 39 anni, fa 40 il prossimo, io, Nadia, siamo nel comitato di redazione, il direttore della rivista è il Marius Nenghi. Perché una rivista viva 40 anni occorre necessariamente averne cura, in questo caso maschi e femmine, di una rivista, e cioè è un luogo dove anche inquieto, no? Anche inquieto, in questo caso un luogo di storico-sociale, i temi, l'approccio, Venetica, rivista di storia contemporanea. Quindi l'approccio è storico-sociale. Molto amorosa rispetto ai mutamenti socio-culturali anche recenti della regione, non venetista. Il titolo della rivista, no? Che nasce nell'84. E occorre che queste persone che ne hanno cura interpretino mettano il loro tempo, la loro intelligenza a servizio del bene pubblico. E cioè una rivista che consegna il confronto pubblico del Veneto, determinati temi, determinate analisi storiche, la capacità interpretativa che degli studiosi di storia hanno sui processi sociali e culturali, talvolta sulla matassa dei mutamenti sociali che avvengono, no? Perché le vite, la storia e le vite si intersecano continuamente e la complessità sta dentro di noi, così come sta nella società di cui siamo parte, che ci ospita, che ci attraversa. Abbiamo sempre pensato, io collaboro da 15 anni alla rivista, abbiamo sempre pensato che il nostro sforzo sia offrire al confronto pubblico ciò che riusciamo a comprendere, come dicevi tu, Elena, consegnare a chi fa politica, alla politica, i dilemmi ancora non conclusi da affrontare. Compresi quei dilemmi consultori. Quando con Nadia ci siamo detti che periodo teniamo in considerazione, direi meglio tu Nadia dopo, 68-69, cioè quegli anni dove, lo sappiamo, anche chi non c'era allora, che sono stati anni di febbrili, per fortuna, complicati e febbrili, belli, ariosi, cambiare si può, sostanzialmente. Da quegli anni lì sino a metà degli anni '80, il periodo che abbiamo considerato nelle nostre ricerche. E quando ci siamo detti appunto con Nadia, affrontiamo questo e vediamo come i consultori, lo dirà meglio lei dopo, come i consultori sono stati un punto dove le forze molteplici del femminismo, dell'attenzione femminile di associazioni, sindacati, partiti, hanno trovato la forza, l'unità e la forza per incidere sulle istituzioni, sulla normativa, sulle leggi, oltre che sullo spirito del tempo. Perché Alfiero? Io ho fatto il sindacalista in CGIL tanti anni. Perché ho suggerito
alla redazione insieme a Nadia questo tema per una ragione molto semplice, che ho un ricordo speciale degli anni 70 e 80, ovviamente perché avevo 20 anni e quelli è un assoluto, perché mi hanno cambiato la vita. Qualcuno di voi mi ha detto in un'occasione: Alfiero, sei un opportunista. Cioè, quando dici che le lotte delle donne ti hanno cambiato la vita, e dice: ma dove eri allora? Capitemi come, no? In realtà questo volevo dirvi, cioè la ricerca di un maschio sul piano delle relazioni, della sessualità, degli affetti, dello stare al mondo, del costruire una coppia, di rendere evolutivo il suo spazio sociale. È stato più facile per me che per mio padre. Sono nato nel 52, cioè per chi aveva 20 anni, 25, 30, in quel crogiolo storico, che non per le generazioni che mi hanno preceduto. Penso a mio padre e a mia madre. Questo è una fortuna dell'anno in cui nasci, ed è anche un riconoscimento e una gratitudine maschile al movimento femminista e femminile. Evviva! Tutto è diventato diverso da prima. Ovviamente aprendo anche per noi maschi una ricerca mica, come dire, sempre insoluta, no? Però la fortuna di respirare, di provare e riprovare, con lo spirito, il corpo, l'età e le contraddizioni, la fortuna di quegli anni. Come abbiamo lavorato? E poi la parola a Nadia. Ci siamo detti: osserviamo, apriamo un laboratorio, una piccola officina di ricerca storica, e facciamolo con diverse zoomate su diversi territori a nord-est. Oltre a 6 territori in Veneto, abbiamo raccontato, appunto, Elena, anche le vicende di Trieste e Trento. Mettere lo sguardo su diverse realtà territoriali, urbane, periferiche, significava riconoscere, nell'ipotesi del laboratorio, dell'officina, della nostra officina, riconoscere anche diversità che i diversi territori esprimono, e l'approccio plurale, a volte contraddittorio, duro, contrastato, che il femminismo, i movimenti femminili territorio per territorio sono riusciti a realizzare, a portare avanti. E quindi nella rivista si possono leggere queste esperienze condotte, devo dirlo, no? Con grande passione, con grande rigore da chi ha scritto nella rivista. Per la prevalenza studiose, ma ci sono le firme di alcune sindacaliste e c'è la firma di Gigliola Tessari, ginecologa, per tutta la sua vita professionale nel consultorio di Vittorio Veneto, cioè di un'operatrice che la vita di consultori l'ha vista, la nascita, l'evoluzione l'ha vista da dentro. Anche questa è una pluralità che la rivista, che il numero ha voluto ospitare. Il laboratorio è stato, secondo me, bella questa cosa, mi è piaciuta molto perché ho imparato un sacco di cose, no? Ovviamente. Il laboratorio è stato gruppale, cioè quelli che scrivevano, invece che chiusi nel loro ufficio di Trieste o di Padova, hanno accettato un percorso condiviso, progressivo, ragionando sui semilavorati che via via nell'anno, un anno e mezzo forse, vero? Che via via crescevano prima della pubblicazione. Anche questo è un segno che mi piace sottolineare. L'ultima cosa, una soddisfazione rara. Spesso scrivi e l'attenzione è inesistente. Capita, Uno che scrive molto,
ma la rivista può essere offerta nell'indifferenza, come i libri, anche quando sono intelligenti, quando sono raffinati. Incredibilmente questo numero è andato a ruba. Un migliaio di copie stampate, non ce n'è più. Lo dico non per piaggeria, ma perché evidentemente il volume ha corrisposto a una domanda. E la domanda non era solo, l'abbiamo riscontrato presentandolo, Elena, da Padova, una ventina, forse 25 presentazioni. Non era solo delle settantenni, che è la mia età, che hanno aperto la pista per quel cambiamento, anni 70. Ma era anche delle trentenni, di generazioni di oggi, che hanno una domanda diversa da quella di allora nei confronti dei consultori, ed abbiamo avuto molta attenzione e anche qualche tensione da parte delle operatrici dei consultori del servizio. Quelle di oggi evidentemente, alle prese con una domanda diversa, con una motivazione personale, di gruppo, non certamente identica a quella degli anni 70, ovvio perché, ma anche di un'attenzione, insomma, anche essere qui ha questo segno, no? Ha questo segno. Questa domanda che le presentazioni hanno innescato, cara Elena e care compagne consigliere regionali, è la politica che la deve prendere. E c'è una rivista di storia sociale, offre un testo, presta al dibattito pubblico degli esiti di questa ricerca e dopo occorre agire politicamente perché quella domanda trovi corrispondenza a livello regionale e territorio per territorio. Quindi grazie davvero, vi ascolto con molta attenzione e Nadia. Nadia, ti lascio subito la parola, ma volevo fare un attimo un link, perché mi piacerebbe appunto, oltre ai temi che Alfiero ha fatto emergere, anche una piccola, diciamo così, commento personale rispetto a due questioni. Una, che quando io leggo questo testo, non solo ai contenuti, diciamo, tematici guardo, ma anche proprio al processo che racconta questo libro, cioè al fatto che probabilmente chi non ha appartenuto a quella battaglia per generazione vede qui dentro un mondo possibile, un modo di fare possibile, no? Che magari oggi è così difficile invece dal vedersi realizzare. E allora vorrei, se posso, chiederti anche magari di contribuire un po' anche su questo punto. E l'altro tema invece, è una grande domanda che Alfiero mi ha fatto venire in mente, è tante volte la politica, nonostante abbia i dati, quindi abbia il quadro conoscitivo, io ci tengo particolarmente a citare dei dati, forse anche per la formazione professionale che ho, la ricercatrice, pare però che faccia fatica a essere conseguente. Quindi che il dato, nonostante esista, non solo sui temi di cui stiamo discutendo oggi, fatichi a diventare pratica politica, perché serve anche altro, no? Non basta la consapevolezza. Allora se puoi anche magari al di là dei contenuti dire, non so, se vuoi qualcosa su questo, mi piacerebbe sentire anche la tua opinione. Grazie. Vediamo se riesco anche a intercettare le tue domande. Il mondo possibile. Era un mondo complicato però. Allora, vorrei tornare al discorso storico perché è su quel piano che ci siamo mossi con l'intento anche, non credevamo di attualizzazione così spinta, cioè in realtà quando abbiamo iniziato a progettare il numero non era emersa la necessità di ridiscutere di queste questioni che si sono poste via via. La rimessa in discussione del diritto all'aborto negli Stati Uniti era già in corso di scrittura alla rivista, alcune discussioni portate avanti adesso ultimamente ovviamente su questi diritti anche alla salute di genere si sono sviluppati mentre noi lavoravamo su questa questione. Quindi abbiamo circoscritto il tempo e anche tutto sommato l'argomento proprio perché dal punto di vista storico
la cosa importante è restituire la complessità. Quindi era un mondo possibile, ma era un mondo molto complicato. Cioè, chi legge poi la rivista si accorge che davvero ogni territorio ha avuto la sua declinazione. Il movimento femminista, erano tanti movimenti femministi, erano tante idee su cosa si dovesse fare, sono stati scontri durissimi che a volte ci siamo accorte non sono ancora risolti nemmeno adesso, perché alcune spaccature che si sono determinate in quegli anni non si sono ricomposte nemmeno a livello personale. Quindi non facciamo anche l'apologia del movimento in sé, perché non è che in sé per sé funzioni tutto benissimo, ci vuole sempre una mediazione fra le istanze dal basso che vengono e ovviamente la politica. Aggiungerei sulle differenze che sottolineava Alfiero, che intanto le ricercatrici sono state molte storiche ma anche qualche sociologa, e c'è stata anche un po' di differenza generazionale all'interno, che vorrei sottolineare, perché a parte Gigliola, l'operatrice, ma anche Francesca è giovane, e come dire, le sue difficoltà nell'avere un ritorno da parte delle persone con cui si è relazionata ci hanno fatto riflettere anche sulla relazione che si crea quando si lavora sulle storie orali, per esempio fra chi intervista e le altre, che a volte corre su binari paralleli che non sono solo quelli della ricerca ma della fiducia. Detto questo, andrei anch'io per punti rapidamente, poi insomma se c'è qualcosa da approfondire mi direte. Allora, ci siamo occupati di consultori perché nella seconda metà del Novecento la svolta nella vita delle donne è stata determinata dalla possibilità di controllare la riproduzione e dall'istruzione. Cioè alla fine sono stati questi due fattori che hanno spinto a un grosso cambiamento. E i consultori sono stati un po' il punto di caduta di alcune delle richieste forti del movimento delle donne, in quel caso, per poter ottenere appunto la possibilità di controllare il proprio corpo, la riproduzione, cosa che fino a quel momento non era affatto scontata e anzi in qualche modo era impedita per legge. Gli anni 70 sono stati anni gloriosi, a volte li si ricorda solo per il terrorismo, invece sono stati gli anni di grossissime conquiste sociali, cioè si sono aperte con lo Statuto dei lavoratori nel 1970, la legge sul divorzio che ha rivoluzionato diciamo, proprio le relazioni all'interno delle coppie. L'anno 1975 in cui esce la legge sui consultori è anche l'anno della riforma del diritto di famiglia. I consultori si ripromettevano, fra le altre cose, anche di favorire la diffusione della consapevolezza rispetto alla contraccezione. Fino al 1971 era vietato fare riferimento, pubblicità ai metodi contraccettivi, era vietato dal codice Rocco ed era vietato per legge. Quindi i passaggi sono stati veloci e davvero liberatori per le donne da quel punto di vista lì. Nel 78 poi arriva la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, che ha come inizio del titolo, me lo sono riportata apposta, norme per la tutela sociale della maternità, perché poi si rischia sempre di appiattire i consultori sul discorso dell'accesso all'aborto, ma non sono stato solo quello, anzi molto di più, ed è quello che abbiamo cercato di restituire con la rivista. La legge Basaglia del 78, e quindi Trieste entra a pieno titolo anche nella riflessione complessiva delle donne rispetto anche al proprio corpo e alla propria salute mentale, e poi l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale del 78. Quindi è stato proprio un periodo in cui tantissime sono state le conquiste che hanno interessato tutta la società e in cui il movimento delle donne ha detto la sua. Non era tutto rose e fiori, dicevo, perché fin dall'inizio c'è una specie di tensione intrinseca. Al di là dei singoli territori, sarebbe bellissimo poi adesso magari avere il tempo di spiegare in cosa magari Verona era diversa da Padova piuttosto che da Venezia, ma se poi ci fossero delle curiosità abbiamo qui anche le autrici dei singoli saggi, si può tornare su questa cosa. Dicevo, c'era una tensione intrinseca già all'inizio fra la concezione del consultorio come presidio sanitario al servizio delle donne, e quindi
come dire, l'esito di queste battaglie, oppure un servizio socio-assistenziale a favore della famiglia, una concezione più alta. Dall'inizio i consultori non erano stati pensati solo per le donne, anche se sono state le donne a spingere moltissimo per il loro ottenimento, e quindi anche la declinazione che le singole regioni hanno deciso di dare al servizio ne ha connotato fin dalla nascita l'esito anche in rapporto alla popolazione. La legge sui consultori era una legge quadro, era molto snella, pochi punti, poi sono state le regioni a decidere come l'avrebbero tradotto in pratica, e anche qui il Veneto insomma ha detto la sua piuttosto che altre regioni. Il movimento è sempre nel rapporto, scusate il bisticcio di termini, fra il movimento e le istituzioni. I richiami che avete dato all'attualità sul bisogno di come dire, riattualizzare alcune tematiche è perché ci siamo rese conto tutte col passare degli anni che non è sufficiente avere la legge perché la società cambi, e quindi c'è il problema del rapporto comunque fra la legislazione e il contesto sociale e culturale, perché il problema adesso nella parità anche dei carichi di lavoro nelle coppie, a cui faceva riferimento prima la nostra consigliera, affonda non nell'assenza di leggi ma proprio nella cultura patriarcale ancora da scalfire. Cosa emerge secondo me di utile adesso, come dire, a una discussione su questa tematica, fermo restando appunto che l'analisi storica restituisce un contesto ma non può dare le soluzioni, insomma magari segnala dei problemi che si sono protratti o dei punti di vista, ma poi, come diceva giustamente anche Alfiero, la traduzione in politica di queste cose è un altro paio di maniche. Io ho trovato estremamente attuale nel dibattito d'allora la sottolineatura sulla multidisciplinarietà delle equipe che erano alla nascita dei consultori, cioè il bisogno che ci fossero figure di diverso spessore che si occupassero non solo della fisicità ma anche della psicologia delle donne, ma anche degli aspetti sociali, perché tutto si interseca. Erano nati con questo intento che un po' si è perso per strada e mi sembra invece un grande punto di forza da riprendere in mano. Una cosa che era chiara a tutto il movimento delle donne fin da allora, il titolo del numero è "Il corpo mi appartiene", cioè la soggettività della donna si è espressa e il movimento ha puntato molto sulla sottolineatura dell'importanza del corpo, dell'esserci tutti interi, non solo con la testa nelle cose che si fanno, no? E il benessere di una persona non è solo l'assenza di malattia, è qualcosa di più complesso, e questo già era emerso allora e secondo me è un altro portato da tenere sempre presente. Poi l'idea che fossero necessari dei presidi territoriali vicini alle donne. Non si è riuscito a realizzarla nei termini in cui si era pensata all'inizio, non c'è mai stato il rapporto fra l'utenza e il numero di consultori che era auspicabile, e questo determina anche la differenza territoriale che sottolineavi tu prima, però l'idea di questo servizio vicino alle persone va assolutamente nel senso anche di quell'idea di medicina di comunità di cui si parla ora, insomma, con il PNRR. Poi forse l'ultima cosa su cui volevo ritornare del discorso che faceva Alfiero, è stato molto interessante non solo la costruzione del numero ma poi le presentazioni, perché sono stati momenti in cui ci sono stati quei confronti, a volte anche aspri, nel mio caso non ne ho visti, ma Alfiero so che sì, con persone di allora e operatrici di adesso, che mi hanno permesso anche di rendermi conto di come sia cambiato il tipo di sensibilità e di richiesta che viene fatta al servizio. Io ero rimasta al consultorio soprattutto come luogo in cui si possono trovare degli aiuti appunto nel controllo della riproduzione. Le più giovani adesso mi dicono hanno bisogno di un supporto psicologico, e non solo le ragazze, anche i ragazzi, cioè
consultorio può rispondere a quell'esigenza di essere ascoltati che fanno molta fatica ad avere in altri luoghi i ragazzi e le ragazze, e magari anche in quella educazione all'affettività di cui si parla sempre, ogni volta che si parla di violenza sulle donne non si capisce mai chi la dovrebbe fare e come. Chi ha lavorato nei consultori in quegli anni ha speso valanghe di ore nelle scuole a parlare con i ragazzi, a spiegare a studenti. Questa è una cosa forse che andrebbe ripresa. Quindi, in conclusione, ritornando all'istruzione e al discorso del controllo della riproduzione, la scuola e la salute sono due assi del welfare che devono assolutamente, secondo me, essere rafforzati, e in questo quello che si potrebbe consegnare al vostro lavoro prezioso nel Consiglio regionale è proprio, torniamo a rinforzare soprattutto i presidi territoriali e il lavoro di queste persone che sia nella sanità, che mi verrebbe da dire nella scuola pubblica che conosco bene, vedono grande stanchezza nelle professioniste, e occorre forse ridare anche l'orgoglio di far parte di questo tipo di servizi che sono essenziali poi per la comunità. Grazie mille per il contributo prezioso. Io, lasciando appunto la parola a chi vuole intervenire, so che in sala ci sono autrici, persone che in quel momento, in quel periodo, erano attive nel sindacato o erano, come abbiamo detto prima, operatrici sanitarie, e quindi mi piacerebbe aggiungere anche il loro punto di vista, quindi se volete, chi vuole, insomma, la poltrona è qui, io le passo il microfono, quindi so che Gigliola, giusto, vuole... Sì? E siccome appunto Gigliola è stata la persona che ci ha aiutato anche a raccogliere dei dati, no? Con alcune interrogazioni, mentre si siede volevo anche cogliere l'occasione per dire alcuni dati che abbiamo raccolto grazie, no, al supporto, facendo vedere che i consultori familiari in Veneto negli ultimi 3 anni hanno aumentato la capacità di dare risposta, e ci sono anche dei dati rispetto a che tipo di prestazioni offrono, visto che probabilmente ora bisognerebbe lavorare non solo per continuare a rafforzarle, quindi quello che hai detto è fondamentale perché serve un finanziamento pubblico e un sostegno a quello che è un presidio territoriale sociosanitario per le donne e non solo, e se questo non avviene tutte le discussioni che noi stiamo facendo, no, rischiano di rimanere sulla carta, ma anche magari di pensare all'aggiornamento del servizio che viene offerto rispetto ai bisogni attuali, perché la cosa che io ho sempre amato di questo presidio territoriale è la sua accessibilità, cioè il fatto che una donna, indipendentemente dall'età, dal bisogno che ha, può accedervi, dovrebbe poterci accedere in maniera libera e gratuita. E i dati che abbiamo raccolto fanno vedere che c'è un aumento più o meno del 4% della domanda, quindi vuol dire che la domanda c'è, mentre tante volte da chi invece non sostiene questi servizi, quello che è la risposta che alle volte abbiamo avuto ma è un servizio talmente pensato in maniera vecchia che la domanda non c'è più. E invece noi vediamo che la domanda c'è, aumenta del 4%, magari non tantissimo, però sta aumentando nonostante il servizio non venga potenziato, e soprattutto per le problematiche del 53% per il postpartum, cioè per dei servizi di supporto, soprattutto per le donne più giovani che probabilmente non hanno una rete sociale tante volte nella città in cui magari stanno, e hanno bisogno di servizi aggiornati, no? Allora mi pareva anche importante, visto il ruolo che Gigliola ha e ha avuto, quello di poter anche dare un contributo su come aggiornare, come renderli anche più accessibili, e ti ringrazio per essere qui. Grazie a noi, a voi. Sì, è chiaro che tutte le cose dette mi sollecitano ulteriormente, però devo un po' focalizzare quello che è utile e senza disperdermi troppo nel tempo. Allora parto dall'ultima cosa, il discorso dell'accessibilità. Ecco, non si comprende perché, ma si comprende meglio da un certo punto di vista se si considera che i consultori familiari sono dei servizi sociosanitari di base
incardinati nel Servizio Sanitario Nazionale, ma ne costituiscono parte delle fondamenta. Sono anticipatori dei principi del Servizio Sanitario Nazionale e sono sempre più attuali grazie proprio alle ultime delibere sui LEA, le prestazioni essenziali, no, di assistenza, in cui i consultori con le loro capacità mediche, infermieristiche, ostetriche, psicologiche, sociali, sono chiamati in prima misura a dare il loro contributo. E allora non si capisce, o forse si capisce. Io in questo periodo ho cercato veramente, e anche nei vari incontri fatti, di capire, ma perché prima mi chiedevo ma cosa è successo ai consultori, e invece ma che cosa è successo al Servizio Sanitario Nazionale? Perché dobbiamo tornare là per comprendere proprio l'articolo 1 della legge 833. E dobbiamo allora dire che sì, negli anni 70 sono state fatte tutte queste leggi, anche quella sul diritto di famiglia. Allora riprendo le cose dette. Ma a voi sembra che sia praticato veramente il nuovo diritto di famiglia? Un sacco di gente non sa che cos'è, ma si sposa con la testa del suo bisnonno, dico io. O addirittura c'è una regressione in questi anni rispetto agli anni 70, 80, però c'è tutta una mescolanza, c'è un andare avanti e c'è un andare indietro, ma sempre nella storia è così. Non è che sempre si va avanti o si tende a tornare indietro. Si va avanti, poi si torna indietro come una spirale, poi di nuovo si può procedere se il pensiero continua a funzionare. E così succede per i consultori familiari, che non sono affatto vecchi e le cose fatte all'inizio, le richieste che le persone portavano nei primi anni di lavoro erano straordinarie allora e straordinariamente attuali adesso. Le ragazze e i giovani sempre hanno chiesto un sostegno psicologico che non si comprendeva di doverglielo dare, non si riusciva a fare veramente un lavoro multidisciplinare sulle richieste che venivano fatte. Questo è un punto in cui io accenno senza voler dare, cioè è così, perché anche la vita dei consultori familiari è un processo e in questo processo le cose si sono chiarite, le richieste si sono evidenziate, gli operatori hanno potuto approntare delle soluzioni, dei gruppi. I percorsi alla nascita sono aumentati e poi modificati in 1000 modi, a volte andando avanti, a volte tornando indietro, ma è così. I percorsi nascita, certo, diciamo però che è vero che aumenta il numero degli accessi per il percorso nascita, ma in tante realtà i percorsi nascita e la gravidanza sono le poche cose che sono rimaste dell'attività dei consultori per quello che riguarda la ginecologia e l'ostetricia, perché c'è e si è instaurata invece una profonda divisione all'interno della interdisciplinarietà che ormai non è più possibile, cioè è resa molto difficile, poi qualcuno ancora è resa molto difficile dal fatto che nel prosieguo dell'attenzione alle adozioni, agli affidi ai minori, alle famiglie che esplodono perché non ci si pensa prima, gli operatori psicosociali sono occupati, mi hanno detto per la gran parte, almeno la metà del loro tempo, con appunto affidi, adozioni, tribunale dei minori, situazioni esplosive. Per cui è diventato ovvio, non occorreva una spinta dalla regione, anche se qualcosa c'è stato da parte di delibere
e direttori vari, non occorreva tanto sforzo per relegare la parte sanitaria in un angolo e chiamare tranquillamente ambulatorio ginecologico quello che invece avrebbe dovuto far parte dell'integrità del consultorio. Ecco, basta dire questo per capire, questa è l'attualità dei consultori nel Veneto, una realtà molto brutta che rende pian piano, certo senza efficacia, senza significato, i consultori che ci stanno a fare se è così. Facciamo un bel materno infantile, no? C'è stato l'ONMI a suo tempo, va bene, facciamo un altro, dall'altra parte andiamo a lavorare col Tribunale dei minori, cioè si delinea questo spartiacque e gli operatori che fanno in tutto questo? Certo, qualcuno nelle presentazioni, ma anche nel lavoro stesso, si difende, perché ecco, sicuramente c'è stata anche qualcuno a suo tempo. La istituzione dei consultori familiari non è stata una discesa tranquilla, beata, no? È nata in mezzo a contrasti e a vicissitudini varie. C'è sempre stata una forza che spingeva anche verso verso il poter togliere il ruolo che i consultori familiari si stavano costruendo, soprattutto nel primo e secondo decennio, grazie appunto all'accesso delle persone e anche a una grande motivazione e spinta di tutti gli operatori all'integrazione al lavoro serio. A un certo punto, e la Regione anche aveva fatto molto per la formazione degli operatori e per la loro integrazione in particolare. Io credo, ma io non ho mai bazzicato oppure non sono mai entrata dentro la politica, però dalle delibere regionali a un certo punto è emerso che si stava muovendo la storia dei consultori verso questa divisione, no? Tra il sanitario e lo psicosociale, come l'ho descritto prima, e che questo veniva a discapito del lavoro consultoriale. Però niente si è fatto. Questa spaccatura si è ulteriormente presentata, sta diventando un fossato incolmabile se non poniamo mano alla situazione, ma bisogna riprendere in mano il timone per cambiare rotta. Da un altro punto di vista, e quindi le donne sono cambiate, sì, sono cambiate, ma sono anche quelle di una volta, si presentano in modo diverso, ma i fondamentali sono sempre gli stessi. Gli operatori oggi, soprattutto gli operatori sanitari, sono quelli che sono più consapevoli dei problemi. Addirittura il presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici dice che non bisogna badare ai tempari, che i medici devono poter parlare con le persone, che quello è tempo di cura. Allora, quando invece c'è uno spezzettamento continuo e quindi una difficoltà, quello che si è tentato di fare nei consultori, e qui chiudo, è stato il cambio dal modello biomedico di salute al modello biopsicosociale, che significa, prima è l'esperto, non solo l'esperto che sa, che decide e tu stai, se no vai. Dall'altra parte invece è la persona che ha la competenza di dire e c'è chi deve avere la competenza di ascoltare, no? E questo significa un poter parlare, prendere consapevolezza e dall'altra parte un prendersi cura. Si sta in questo periodo attuando di nuovo una spaccatura, quindi stiamo tornando al modello biomedico e si sta perdendo quello che si era conquistato o si andava conquistando sempre. Quindi c'è in atto una regressione e questo anche riguarda l'accesso. Adesso i consultori sono diventati servizi a cui si accede tramite CUP, ma non è possibile.
se dobbiamo valutare le richieste delle persone che siano pertinenti e specifiche per le attività consultoriali, come fa a essere il CUP? Allora ci sono direttori di distretto che capiscono e altri che non capiscono, e così via un po' per tutto. Ecco, grazie. Grazie mille della esperienza portata, che credo che appunto ci porti davvero dentro alla grande questione, al grande tema. Allora, io ho preso un po' di interventi, quindi invito le persone a intervenire, a venire qui con noi. Allora, abbiamo Rosanna Bettella del sindacato pensionati CGIL, che ringrazio, che ci porta un contributo, e vi chiederei di rimanere nei 4 minuti, che così riusciamo a far parlare tutti. Poi abbiamo Maria Teresa Sega, autrice in questa rivista di un saggio interessantissimo su Venezia, visto che tra l'altro siamo qui, è importante anche avere un contributo specifico. Lucia Basso, che ringrazio anche personalmente per aver aiutato l'organizzazione di questo incontro, se vuole aggiungere qualcosa. E abbiamo poi il collega consigliere Zannoni, che è qui con noi dall'inizio, che avrebbe piacere insomma dire qualcosa, e poi se qualcun altro dei colleghi vuole intervenire, ovviamente siamo qui. Sì, grazie dell'invito. Io sono qua sì come appartenente al sindacato pensionati, però ho anche fatto un po' la storia, insomma io sono una dipendente del servizio pubblico, lavoravo con l'ingresso della riforma sanitaria, ancora consorzio sociosanitario nel servizio di neuropsichiatria infantile e poi perché il consultorio familiare nel Veneto è cominciato più tardi, no? rispetto alla legge. E mi ricordo quegli anni gloriosi, come li ha definiti Nadia, in cui davvero il sentirsi parte di un servizio che nasceva dal basso, pionieri, no? Di un nuovo modo di fare salute, ma di fare sociosanitario, in cui guardate, in quegli anni gli operatori, i colleghi dell'ospedale ci guardavano mica tanto bene, noi del territorio, che appunto invece avevamo questo spirito, eravamo tutti giovani, giovanissime professioniste, io logopedista, la scuola era da poco, ma come anche gli psicologi, tutti quanti, insomma, giovanissimi a sperimentare e mettere in pratica quello che avevamo studiato, ma guardando veramente verso il futuro in maniera, come dire, proprio veramente idealistico, no? e forte. E il lavoro, quello che diceva la Gigliola Tessari prima, ma che avete anche detto voi, il tema è che il consultorio familiare, come anche neuropsichiatria dove io lavoravo, eccetera, erano servizi sociosanitari di base, erano i fondamenti dei servizi sul territorio. Erano i servizi in cui davvero la parola prevenzione, che non si sente più, era la base, perché tutto doveva partire da là. Noi dovevamo prevenire quello che poteva succedere per una persona, no? Quindi lavorare e anche da un punto di vista educativo, e la multidisciplinarietà era proprio il fondamento. Guardate, nei servizi di allora la pratica era che si faceva una riunione d'equipe settimanale per analizzare tutti i nuovi casi che arrivavano, discuterli insieme fra le varie professionalità e poi decidere come si affrontavano, e poi ogni tanto riprendere i vecchi casi. E guardate che questo è una ricchezza che abbiamo perso purtroppo, e che i nuovi operatori, le nuove operatrici, perché per la maggior parte poi sono operatrici di questi servizi, sentono questa mancanza, la sentono, perché comunque poi anche le varie riforme che ci sono succedute a livello sanitario e i vari blocchi del turnover hanno impoverito da un punto di vista professionale, dal numero degli operatori, questi servizi, e quei pochi che ci sono e che rimangono devono farsi carico di tantissimo, tipo per esempio tutto il tema del Tribunale dei minori per quanto riguarda il consultorio familiare. Allora noi come sindacato davvero le battaglie, forse anche noi ci siamo accorti un po' tardi che stava
stava implodendo un po', stavano implodendo un po' i servizi e davvero poi ci siamo molto preoccupati. Abbiamo fatto varie mobilitazioni per i consultori, ma per tutti i servizi territoriali e per la sanità. Sabato c'è comunque una manifestazione a Belluno anche proprio per riportare all'attenzione di tutti. Siamo molto molto preoccupati, insomma, di quello che sta avvenendo. E ripeto, per quello che riguarda i consultori, certo ci sono stati mutamenti demografici e quant'altro, infatti bisogna rivederlo anche da questo punto di vista il consultorio. Fino a poco tempo, qualche anno fa, ancora adesso, si dice che per esempio le persone anziane consultorio cosa c'entrano? Invece c'entrano, e come c'è l'allungamento dell'età, dell'invecchiamento, ormai il tema anche dell'educazione sessuale stessa, no? Della sessualità non è un tema solo delle persone adulte, ma lo è sempre di più anche un tema delle persone anziane, le separazioni, i divorzi, le relazioni in sé. E il tema fondamentale a cui teniamo molto anche come sindacato è quello di riuscire davvero a riportare i consultori dentro le scuole, perché un'educazione alla differenza, un'educazione all'affettività è fondamentale, sempre per quella parola prevenzione che forse ci siamo dimenticati per strada. Grazie. Grazie. Maria Teresa Sega, se vuole, grazie. Autrice nella rivista del pezzo appunto su Venezia. Non me l'aspettavo di intervenire, ma dico solo 2 parole, sollecitata da quanto ho ascoltato. Dunque, la storia è importante, la prospettiva storica, perché ci aiuta a interpretare e a vedere il cambiamento sostanzialmente. Allora, io sono storica anche nel senso che ho partecipato negli anni 70-80 a quel movimento di donne che si è battuto molto per ottenere una serie di conquiste che, devo dire, abbiamo perduto in gran parte, ci sono state tolte, sottratte dalla politica negli ultimi decenni. Però noi non abbiamo mai smesso, perché negli ultimi anni, o forse anche decenni, quante manifestazioni abbiamo fatto qua davanti alla Regione? Ad esempio quando una legge regionale ha consentito al Movimento per la Vita di poter avere accesso ai reparti di ostetricia ginecologia negli ospedali per dissuadere le donne ad abortire, cosa direi abbastanza grave in termini di libertà personale, libertà di pensiero, e anche come dire con quest'idea sempre che le donne, no, di togliere autonomia alle donne, la loro capacità di scelta, no? Ecco. L'ultima manifestazione, credo 1 anno fa, adesso non ricordo bene, sempre qui in Regione, abbiamo portato la raccolta di firme che chiede almeno che sia consentito l'accesso anche al movimento femminista, cioè ad un'altra voce, e questo non c'è mai stato, non è mai stato preso in considerazione. Ecco, quindi questo volevo dire. Per quanto riguarda la nostra ricerca e anche quello che è stato detto, avete capito che l'anno chiave è il 1978, anche se la legge che istituisce il consultori è del 75, la legge regionale attuativa del 76, e poi cominciano ad essere aperti nei territori e nelle città e nei territori i consultori tra il 77, 78, 80, diciamo. Perché è l'anno chiave l'80? Perché l'80, l'avete ricordato, è l'anno in cui vengono fatte queste leggi. La 833, Servizio Sanitario Nazionale universale e gratuito, la 194, legge per l'interruzione volontaria di gravidanza, che poi ci sarà il referendum nel 1981 che la confermerà, e la 180, aggiungo la 180, la cosiddetta legge Basaglia. Ecco, perché metto insieme queste leggi? Perché sono ispirate tutte ad un principio che è quello che il soggetto, la persona è soggetto della propria salute psicofisica, non è oggetto della
no, dell'esperto, del medico, è soggetto della propria salute psicofisica, e questo è una concezione rivoluzionaria, diciamo, no? Mettere al centro la persona e però con in maniera attiva, diciamo, no? Consapevole del proprio benessere, si diceva benessere psicofisico. Ecco, quindi la concezione dei consultori come presidio sociale e con una concezione appunto di servizio con caratteristiche psicosanitarie, socio-psicosanitarie, e poi c'è una forte accentuazione della democrazia, della partecipazione. Presidio sociale voleva dire che gli utenti erano come dire, invitati a partecipare. C'erano i consigli elettivi, no? Dei consultori, i comitati di gestione elettivi. Ecco, tutto questo ovviamente si è perso. Ovviamente, non tanto ovviamente, ma comunque progressivamente si è perso. Adesso non mi sto a dilungare anche sulle difficoltà che ci sono state fin dall'inizio, perché appunto l'apertura dei consultori coincide con l'approvazione della 194 legge che ha creato un grande conflitto, ovviamente anche all'interno dei consultori. Gli esponenti della Democrazia Cristiana non erano favorevoli al 194. Ecco, però volevo dire che queste leggi sono state approvate con la firma della ministra Tina Anselmi, veneta, ex partigiana, la prima donna ministra della Repubblica, non a caso in quegli anni, no? Ecco, tra l'altro anche la 194, mentre lei era contraria all'interruzione di gravidanza, ma l'ha votata lo stesso, in un anno, il 1978, che è l'anno dell'assassinio Moro. Quindi è come se, come dire, il Parlamento e anche il governo e anche un po' sull'orlo di un qualcosa che poteva essere anche catastrofico, accelera in un certo senso l'approvazione di leggi fondamentali che avrebbero cambiato la vita degli italiani, e lo fa, questo me lo ricordo, l'ha detto tuo fratello al convegno di Vittorio Veneto, grazie a una unità trasversale delle donne. Tina Anselmi ministro, ma la Maria Eletta Martini era la presidente della Commissione Sanità, e poi c'era Nilde Iotti in Parlamento, che sarebbe l'anno dopo diventata presidente del Parlamento. Scusate, della Camera, ecco, diciamo dei partiti di centrosinistra, perché invece la destra era contraria, ha sempre votato contro, diciamo, queste leggi. Si è arrivati all'approvazione di queste leggi, una cosa quasi miracolosa, diciamo, ecco. Niente, sostanzialmente volevo ricordare questo, per ricordare anche Tina Anselmi. Grazie di averla ricordata. Posso prendere la parola un attimo, perché visto che sono intervenute Gigliola Tessari, che si è occupata del caso di Vittorio Veneto, e adesso la Maria Teresa Sega, che ha restituito Venezia nella sua meraviglia, secondo me, perché siamo rimaste tutte molto colpite dal grande lavoro sui servizi sociali che era stato fatto a Venezia. Io vorrei ringraziare, proprio perché è stato un lavoro gruppale, anche le altre autrici che sono qui presenti, Francesca Indrighetti, che si è studiato il caso di Feltre, Valentina Catania, che insieme con Anna Maria Lona si è occupata di Verona, Viviana Gazzetta, che insieme con Franca Cosmai ha restituito il caso padovano, interessante per tutto il lavoro di ricostruzione della battaglia sul salario domestico a proposito di parità, e ovviamente poi le altre amiche che non sono potute essere presenti qui, e che ringrazio molto per il lavoro bellissimo che abbiamo fatto insieme. Grazie davvero a voi. Allora, abbiamo Lucia Basso per un breve contributo. Di nuovo la ringrazio perché ha attivato anche il lavoro dell'organizzazione di questa presentazione, e poi il collega Zanoni. E poi chi altro voglia intervenire.
Io sono contentissima come Alfiero, emozionata, gioia, come hai usato tu questa parola, no? Per questa occasione. Siamo noi che ringraziamo te, Elena, per aver voluto portare il valore di questa ricerca e di questa esperienza in questo luogo istituzionale che rappresenta tutte e tutti noi, siamo cittadini di questa regione. Allora, un flash perché il tempo sta per scadere. Io sono una testimone vivente di quel periodo storico, sia come professionista della sanità, sia come lavoratrice dell'ospedale civile di Padova, si chiamava così a quel tempo, e come femminista, come dire, della città. Partecipavo attivamente ai gruppi femministi. Allora, se dovessi dire in un flash che cosa è stato quel periodo, lo posso riassumere in questa verità assoluta che è: mia nonna ha fatto 14 figli, la madre di mia madre, l'altra nonna ne ha fatti 8, mia madre ne ha fatti 6, io ho fatto 0. Mia nipote, l'unica nipote femmina che ho, 0. Allora, senza dire che lo 0 è positivo, perché lo 0 non è positivo, dico che quelle battaglie hanno consentito la libera scelta delle donne di decidere quando, se e con chi fare figli. Quindi la riproduzione era una scelta libera e consapevole. I consultori ci stanno a pennello. Senza quella riforma, senza quella applicazione, no, dei diritti della coppia, come era stata immaginata nella legge, poi vabbè, adesso è diventato l'ambulatorio ginecologico, la medicalizzazione della sanità. Lasciamo stare, non abbiamo tempo di approfondire. Questo è un primo flash per dire, no, che cosa è stato quel momento quando sessualità, corpo, libera scelta nostra non esisteva. Ecco, la seconda cosa importante che voglio dire è che quei diritti conquistati con le leggi non sono mai per sempre. Ce lo dobbiamo ricordare finché non presidiamo, non dico quotidianamente, ma quasi nel tempo, quello che abbiamo conquistato va tenuto, va assolutamente presidiato. Non c'è una parola migliore per dirlo, con una presenza non solo culturale, intellettuale e politica, ma anche fisica, perché noi quelle riforme, quelle battaglie le abbiamo conquistate con le lotte. Qualcuno l'ha ricordato, no? Che eravamo presenti, eravamo nelle piazze. Diciamo anche che avevamo poco timore di esprimere, no, anche verbalmente con gli slogan, eccetera, quello che noi rivendicavamo come diritto nostro e diritto di tutti. La terza cosa che voglio dire è che è un dovere per noi, non più giovanissime, dare la staffetta alle nuove generazioni rispetto a un metodo, a un approccio dello stare al mondo e di stare nella politica. È molto importante questa cosa di oggi qui, perché qui c'è la politica che ci rappresenta. Il Consiglio l'abbiamo votato liberamente a voto segreto. Io lo continuo a dire anche nel mio piccolo consiglio comunale, che questo potere democratico che ancora abbiamo lo dobbiamo non solo usare, ma far pesare ai nostri rappresentanti. L'ultima cosa è che bisogna che noi ricominciamo a lottare, non c'è un'altra parola, la lotta del popolo, delle donne, degli uomini che non si rassegnano a vedere crollare la meglio sanità d'Italia. Perché io che ho fatto l'ospedaliera per 30 anni so bene che cos'era anche rispetto, che ne so, alla sanità di Roma, quando mi confrontavo nei convegni con le altre professioniste o nel sindacato, eccetera. Ragazzi, la sanità veneta era una
punta di diamante, ma non solo per sperimentazioni, ma per la formazione degli operatori, ma medicina, ma anche per quante cose noi dal dentro e dal basso riuscivamo a mettere in moto. Ricordo che in quegli anni abbiamo convinto / costretto il consiglio di gestione della ULSS, non mi ricordo più se era 19 o 21, ma mi pare 21, a deliberare la famosa commissione utenza che controllava la corretta applicazione della legge sulla tutela della maternità e interruzione volontaria di gravidanza. La commissione era composta da noi, donne ospedaliere organizzate in collettivo, in coordinamento, eccetera, e dalle donne del movimento femminista padovano. Ogni volta che la legge non veniva applicata, presidi democratici, ma c'era la presenza, la forza, la sentivi del collettivo, del gruppo. Lo stesso che facevamo nel tribunale, nei processi per stupro o per violenza sessuale, eccetera, eccetera. Mi fermo raccomandando e invitando noi tutte di una certa età, diciamo così, a rimettere in piedi un movimento, uomini e donne, efficace a riconquistarci la sanità che meritiamo. Grazie Lucia. Andrea, prego. Poi abbiamo Liviana Calzetta e Gazzetta. Sarò molto veloce. Se altro voglia intervenire o contribuire anche, diciamo, le ultime file, volentieri. Noi chiudiamo questo incontro alle 12:50, 12:45, quindi giusto per darvi anche un po' di fine lavori. Allora ringrazio Elena e le colleghe per questo evento, ringrazio gli intervenuti, per me è stato molto importante, credo sia molto importante ogni tanto mettere le cose in fila, scriverle e questo testo a mio avviso è una cosa importante, una testimonianza, perché credo, come è stato detto da chi mi ha preceduto, che queste leggi devono essere applicate, ma vanno anche difese. Io oggi ho scoperto che abbiamo fatto anche dei passi indietro, non solo di passi in avanti, e vanno anche finanziate. Tra poco avremo il bilancio e ogni anno facciamo le battaglie con Elena perché i soldi sono sempre pochi, la coperta è corta e proprio in questi settori i soldi non ci sono mai a sufficienza, quindi è una cosa sicuramente molto importante. Una legge è un punto di partenza, appunto, e quindi va difesa. Sono diritti importantissimi. Prima, quando Alfiero citava lo suo stato d'animo per quello che sta accadendo oggi nel mondo, a me sono venuti in mente altri paesi, è venuto in mente l'Iran, dove ci sono 40 milioni di donne, e è venuto in mente l'Afghanistan, dove ce ne sono 20 milioni di donne. Quello è orribile solo a pensare allo stato di quelle donne. E l'ultima cosa, e concludo veramente, avevo tante cose da dire, però lo spazio è terminato, che quello che mi preoccupa è c'è nelle nuove generazioni, in quelle che dovranno condurre la vita politica, amministrare il nostro paese da adesso in poi e prossimamente, la consapevolezza delle battaglie, della passione, delle lotte che sono state fatte per arrivare a questo punto, a questi diritti, a queste norme, perché viene dato un po' tutto per scontato, ecco, quindi credo che il testo di oggi serva anche a quello, però è importante coinvolgere anche le nuove generazioni. Ringrazio Andrea Zanoni. Liviana, prego. Buongiorno, in realtà, come dire, il mio intervento è stato sollecitato dalla direzione dell'iniziativa, ma vi ringrazio. Allora, sono forse un po', come dire, segnata dal mio percorso di ricerca nel mio intervento, nel senso che io ho studiato la realtà padovana, come è già stato anticipato, e la realtà padovana rispetto alla storia di questi servizi ha effettivamente una fisionomia particolare, ma che ci consente di capire qualcosa di più, forse anche del processo che i consultori hanno conosciuto e ciò che stiamo conoscendo in questi anni. Prima che nascessero i consultori pubblici a Padova esistevano già
dei consultori aperti alla cittadinanza, che erano i consultori cattolici, gestiti dalle strutture e anche proprio con una organizzazione voluta dalla diocesi in maniera quindi molto, come dire, privilegiata rispetto ad altri territori, perché altri territori non avevano questo tipo di servizio. E naturalmente se a Padova già dalla fine degli anni 50 esistevano dei consultori cattolici, questo significa che il modello dei consultori che in Italia avevamo già prima della legge nazionale era il modello dei consultori dell'ONMI, cioè l'Organizzazione Nazionale Maternità e Infanzia, che avevano visto fin dal 25 la collaborazione delle donne cattoliche, che il mondo, diciamo, di orientamento cattolico aveva anche sempre coltivato, ma che poi aveva riorientato in una, come dire, in uno sguardo più rivolto agli adulti piuttosto che, cioè quindi alla famiglia, alle donne, piuttosto che ai bambini e all'infanzia. Contemporaneamente a Padova, negli anni 70, voi sapete, abbiamo avuto probabilmente una delle sedi a livello internazionale più ricche di elaborazione per quanto riguarda il movimento femminista, e quindi contemporaneamente abbiamo avuto anche un'esplosione di idee, di concezioni su che cosa debba essere un servizio per la sessualità, la libertà sessuale femminile, veramente d'avanguardia e controcorrente da ogni punto di vista. Quindi abbiamo avuto a Padova negli anni 70 si sono confrontate due esperienze, due modelli, possiamo dire antitetici, di servizio alla famiglia e alla sessualità femminile. Al punto tale che il movimento femminista ha anche gestito un suo consultorio totalmente autogestito, il cosiddetto Centro Salute per la Donna. Non entro nel merito appunto delle questioni che poi hanno prodotto tutta una serie di divisioni. Questo per dire che cosa? Alla luce del dibattito che abbiamo fatto questa mattina. Se poi abbiamo avuto la legge nazionale che abbiamo avuto, come diceva Maria Teresa, è perché a un certo punto, come dire, intorno a dei valori di riferimento, lo spirito pubblico, l'opinione pubblica, lo spirito pubblico, la convergenza di un nucleo consistente di forze politiche, ma anche culturali, anche del mondo scientifico e accademico, hanno trovato un terreno comune, nel senso che avevano uno spirito comune, uno spirito collettivo che faceva parte un po' complessivamente anche della fase storica che l'Italia stava vivendo insieme a tutti i paesi occidentali. E nonostante ci fossero queste contrapposizioni radicali di modelli di servizio allo stesso tipo di fascia della popolazione, si è arrivati a individuare dei valori comuni. Tra i tanti problemi che abbiamo noi oggi in relazione ai consultori familiari, io credo che dobbiamo mettere in conto questo, che lo spirito collettivo, lo spirito comune in Italia oggi è una realtà molto difficile da individuare, cioè c'è la parcellizzazione delle tribù più che lo spirito collettivo. Grazie mille. Chiedo al pubblico se ci sono altri interventi o contributi di alzare la mano, e qui c'è posto, altrimenti io andrei verso le conclusioni. Allora, intanto, prima di tutto davvero vi volevo ringraziare, perché anche la modalità di presentazione ha fatto vedere che questo è davvero un lavoro collettivo, nel senso che anche questi interventi che si sono susseguiti fanno vedere il fatto che è un testo composito e che racconta battaglie fatte da persone diverse, donne diverse, che hanno anche estrazioni, diciamo, diverse, possono anche pensarla in maniera diversa su alcune cose, ma che hanno trovato all'epoca e anche oggi un obiettivo comune. E forse l'intervento anche che è stato fatto adesso in chiusura un po' ci riporta dentro questo tema, no? Come facciamo a fare come è stato fatto appunto dalla ministra un po' di anni fa, che si citava prima, quando, esatto, Tina Anselmi, quando pur essendo contraria a un provvedimento, il suo pensiero è stato quello di dire: me ne occupo anche senza pensare alla mia opinione personale, ma me ne occupo per chi verrà dopo di me. Allora questo è un tema
di cui tra l'altro qui dentro stiamo discutendo parecchio in questi mesi per altri provvedimenti, che credo ci porti a riflettere come politici e politiche rispetto anche a un approccio nel modo di fare politica che forse siamo chiamati ad avere. E permettetemi di farmi un altro punto e poi un altro e poi chiudo, rispetto al valore di quello che oggi abbiamo sentito, cioè il fatto che abbiamo capito che alcune battaglie del passato e non tanto passato, insomma passato molto vicino, oggi ci portano ad avere una situazione che non è per forza migliorata, cioè che alcune battaglie pur si conquistano poi si possono anche perdere e che i diritti vanno mantenuti, non conquistati, vanno mantenuti con la continua manutenzione che è fatta dentro le istituzioni ma soprattutto purtroppo fuori dalle istituzioni. E a me piace molto quello che è accaduto qui oggi perché a me piace sempre parlare di apprendimento delle istituzioni. Io ci credo, poi sarò un po' ideale, ma l'idea anche di essere qui, diciamo nel ruolo di persona eletta, è quello di dire speriamo e proviamo e proveremo e continueremo a farlo che questo testo arrivi nel suo contenuto a chi può decidere, cioè a chi oggi è in maggioranza, perché oggi purtroppo sono intervenuti consiglieri di minoranza, ma io spero che il contenuto di questo libro vada oggi anche a chi può e ha l'opportunità di decidere, cioè di dire riusciamo davvero, come diceva anche prima il collega, in questo bilancio di dicembre a fare un passo oltre, cioè a dire che i consultori come presidio sociosanitario pubblico, aperto e accessibile, a cui non si deve andare tramite CUP, non si dovrebbe, che dentro devono avere equip multidisciplinari, che devono riuscire a dare dei servizi aggiornati, ma non dimenticare che i servizi, diciamo, il dato che oggi ci fa vedere di un accesso molto sul tema del postpartum, in realtà può essere anche un dato indotto dal fatto che altri servizi sono stati smantellati, cioè riusciamo a fare un lavoro in cui i dati di questo testo, seppur diciamo di un passato, vengono attualizzati, presi in carico e sostenuti? Perché un po' dobbiamo insomma ragionare di questo, no? Il bilancio, questa regione ha 11 miliardi di bilancio, il tema sociosanitario più o meno è l'80%, la battaglia che spesso facciamo, l'avevo detto anche a Padova, ogni bilancio ho presentato un emendamento sul tema dei consultori e ad oggi diciamo il risultato non è stato quello di vederli approvati. Allora riusciamo davvero a fare una battaglia per vedere se la politica tutta, indipendentemente dal colore, può decidere di sostenere questo tipo di servizi e di renderli di nuovo attuali, cioè riattualizzare questa battaglia. Allora penso che questo testo, questa rivista andrà nelle mani di chi può anche decidere, insomma ci faremo anche portatori di questo volume all'assessore, alla commissione, quindi come dicevamo prima, alla presidente, alla vicepresidente della commissione, cioè cercare insomma di raccontare anche quello, e la presidenza del Consiglio, raccontare quello che qui abbiamo raccontato e raccolto e cercare di portarlo anche a chi oggi magari non è riuscito ad essere qui, ma che sicuramente ha un interesse di conoscere quello che noi abbiamo dibattuto. Quindi davvero vi ringrazio, chiudo così e chiudo anche ricordando un'altra cosa, perché ci tenevo. Gigliola Piero Bonna, che viene citato nel testo, appunto su Padova, che prima è stato citato, è stata una donna processata perché aveva deciso di abortire e a partire dal suo caso politico c'era stata poi una battaglia di emancipazione collettiva. Siccome tante di voi hanno citato il diritto all'aborto, voglio ricitare una donna che un po' di mesi fa, Martina, ha sollecitato invece a noi il prendere in carico una questione rispetto al diritto, ad esempio, di poter decidere liberamente se seppellire o meno il feto. E questa è una questione, io credo, spinosa, importante, ma che va sicuramente attualizzata e quindi dobbiamo ricordarci che le battaglie vanno nominate, vanno dette, ci sono delle persone che si espongono, delle donne che si sono esposte nel passato e nel presente e credo che noi dobbiamo ricordarle anche perché solo attraverso la loro battaglia noi possiamo prendere in mano quello che loro hanno chiesto e provare a farlo nostro dentro le istituzioni. Grazie. Grazie mille.